Ebbene sì, oggi andiamo via con lei. Ma quanto bella è? Ma quanto bella è? Quanto, tanto, ah, che bella. Senti come gira bene, senti come gira bene. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Beh, ciao a tutti ragazzi e ragazze, chissà che magari anche un 0,1% del gentil sesso guardi i miei video. Come sempre io sono Giampaolo e ovviamente tutto questo è Ciccio Benza. Come avete capito siamo sui colli e ovviamente io ho una ultra low moto sotto il culo. Abbiamo la nostra stupenda, mamma mia, Yamaha 600 XT, sì, ma del 1992, che non frena, perché ovviamente i freni davanti sono decisamente super smooth a causa delle tubazioni in treccia che non ha. Però la motoretta si lascia guidare in modo piacevole, ragazzi, dai. Guardate come va su bene. Come va su bene! A parte le orribili vibrazioni al polso e il fatto che non ha praticamente freni. Ma che bello, ragazzi, che è portare in giro lo Yamaha XT600 1992. Allora, parliamo un po' dei dettagli. Guardate qua, freno posteriore a disco, freno anteriore ovviamente sempre a disco con la sua bellissima protezione, troppo figo, steliforcella, forcellone posteriore, il meraviglioso motore, le prese d'aria a posto e originali, rarità su queste moto, c'è una ditta che le fa in vetroresina e costano $1 miliardo, i fianchetti originali, unica sbavatura questa parte qua, lo scarico è originale, che altro volete, il telaietto portapacchi sopra al telaietto portapacchi di base, vabbè, a queste manopoline che dovrò cambiare, gli specchi, ma c'è anche gli specchi originali, ho anche gli specchi originali, ma questi sono come quelli che ho sul Desert e mi vanno bene. Strumentazione, quadro strumentazione con la rotellina per azzerare il contachilometri, ovviamente non al contagiri, 62.058 km, il suo fanale originale. Che altro volete dire di questa moto? Che altro volete dire di questa meravigliosa moto? Cominciamo col dire che questa è una Yamaha XT 600 1992, classe 1992, quindi il modello denominato E, Yamaha XT 600E, e in particolare il telaio definito 3TB, ed è un pezzo incredibile perché ve lo potete portare a casa ad un prezzo tutto sommato molto ragionevole.
tra i 2.000 e i 3.000 euro. Cominciano a salire anche queste, tanto, cominciano a salire tantissimo di prezzo anche queste, ma diciamo 2-3.000 euro è il suo prezzo corretto, a seconda della condizione del telaio, sì, a seconda della condizione delle plastiche, del motore e tutto quello che ne consegue. Monocilindrica, 4 tempi, 5 marce, circa 45 cavalli, 4 valvole, accensione elettronica, rigorosamente raffreddata ad aria. Grande moto, grandissima moto, incredibilmente divertente sia per strada che per fuoristrada, dove devo ancora ovviamente provarla. Ma la cosa più essenziale di questa moto è che parliamo di 155 kg a secco, cioè pochissimo peso, moto che monta il 21 all'anteriore, cerchio 21, posteriore 17, questo gli permette ovviamente cerchi a raggi, ovviamente non tubeless ma camera d'aria, che permette di montare delle gomme anche molto aggressive. Colorazione blu gialla verde bellissima, anni 90, molto figa, io la adoro e ne sono letteralmente innamorato. A voi piace? A me è da morire. Comunque va in moto veramente al primo colpo, guardate. Top, lascia caldo ovviamente, ma sentite il sound, che figo. Tanta roba, tanta roba veramente, io sono veramente felice e sono esaltato. Perché ho comprato questa moto e ho scelto questo modello? L'ho cercato? Sì, assolutamente. Ho cercato questo modello con molta attenzione perché è il modello con l'accensione elettronica e io non avevo assolutamente voglia di sbattermi con l'accensione a pedale, anche se poi ho scoperto che questi modelli, quindi già il 600, sono molto più facili da mettere in moto col pedale piuttosto che quelli precedenti. Ma va bene, l'ho scelta così per questo motivo, perché volevo un po' più di comodità nell'uso quotidiano e anche in giro. Quindi ho cercato specificatamente il modello da 90, il modello E. Poi anche perché costa leggermente meno, perché in questo momento i modelli precedenti a questa valgono un po' di più e quindi ho potuto comprare una moto comunque ad un prezzo estremamente ragionevole e conveniente per il progetto che avevo in mente. E il progetto era di avere una moto d'epoca che pagasse poco di bollo e pochissimo di assicurazione, che mi permettesse di fare un po' di fuoristrada divertente grazie al peso ridotto, al cerchio da 21 e al monocilindrico, e mi permettesse anche di fare qualcosa di più figo, come per esempio andare all'Eroica o ad altri eventi con moto di tipo vintage. Quindi questi sono i motivi per cui ho scelto questa moto. E alla fine ho cercato veramente tantissimo, ho girato, vagato per qualsiasi praticamente canale, ho visto un sacco di moto, ne ho viste veramente tantissime e alla fine ho trovato questa e ho deciso di portarla a casa. Ed è stato anche lì amore a prima vista, amore alla prima prova, amore e basta. La motoretta è fantastica. La chiamo motoretta perché, ragazzi, è piccolina, è leggera e quindi per me è una motoretta, ma comunque all'epoca era una moto di tutto rispetto super blasonata. Questo modello leggermente meno delle sue sorelle, diciamo, meno, con un pedigree meno importante, ecco, se vogliamo, però comunque moto strepitosa. Come è strepitoso e divertente andarci in giro, Ovviamente amicici, ve lo devo ricordare sempre, siete tantissimi, grazie mille, abbiamo superato i 3.500 iscritti sul canale, ho raggiunto quasi 2.000 follower su Instagram, quindi vi amo ragazzi perché mi state dando tantissima soddisfazione, ma ci sono tantissime persone ancora che non sono iscritte sul canale e che vedono i video, quindi ragazzi non dovete fare altro che andare qua sotto, iscrivervi, attivare la campanella nera con la bella cicciotta, così ricevete tutte le notifiche dei miei nuovi video, che vi ricordo sono un video a settimana ogni lunedì alle 18, più preciso e puntuale delle tasse. E se non vi bastasse questo, perché volete un overload di Ciccio Benza, detta così suona veramente male, potete tranquillamente venire su Facebook, dove sono Ciccio Benza Inc., potete venire su Instagram, sempre Ciccio Benza, e potete anche venire sul mio canale Telegram, Ciccio Benza Official, dove
ci sono un po' di iscritti e cerchiamo di organizzare qualcosa ogni tanto, cerchiamo di divertirci, ce la raccontiamo, figo. Parliamo un attimo di quanto è bello il Veneto. Potrei dire che è proprio bello il Veneto, mi piace veramente tanto, cioè dai, guarda, è bellissimo. È bellissimo, intanto siamo arrivati a Bastia. È bellissimo il Veneto, è bellissimo, dai, la riviera qua dei Colli Euganei è proprio bella. È proprio bella, mi piace proprio tanto, poco da fare. Potrei vivere in altri posti del mondo? Assolutamente sì, ma come il Veneto, non che sì. Ma dai, lamentiamoci, no? Abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo i laghi, abbiamo la montagna, abbiamo le colline, abbiamo la pianura, abbiamo la nebbia, abbiamo le bestemmie, abbiamo tutto. Cos'altro ci serve? Ma signor Benza, ma disime, signor Benza, disime, hai intenzione di fare qualche modifica a moto o pensi di tenerla originale? Allora, qua si apre un universo, si apre il rift multidimensionale delle modifiche infinite, che è direttamente collegato con il rift del denaro, che non è infinito, e di conseguenza i miei progetti su questa moto, per quanto siano tanti, dovrò limitarli e contenerli. Sicuramente, prima di andare all'eroica, il meccanico, il mio buon meccanico di fiducia, farà un controllino generale. Di sicuro dovrà sistemare il problema alla leva del freno, perché la moto non frena, che non è un problema della leva del freno, è un problema proprio della pompa o della pinza o di quello che è. Fatto sta che posteriore non frena neanche se lo preghi in tutte le lingue, che se periodo del rosario e Game Campione non serve un cazzo. Però poi, già che è là, gli farò controllare anche il freno anteriore. L'effetto polmone del tubo di gomma è veramente importante, quindi lì sicuramente chiederò se è possibile fare qualcosa, magari se è già possibile al volo cambiare il tubo, non lo so, vedremo. Queste due sono cose basiche, ultra basiche, poi vabbè, cambierò sta robetta qua che sei tutta rotta, che non mi piace, ma è il minimo. Poi cos'altro faccio? Beh, nient'altro, di base nient'altro. Sto valutando attentamente la questione sospensioni, perché col mio dolce peso la moto è un po' imbarcata, diciamo così, posteriormente, però vedremo. Intanto farò regolare il precarico della molla posteriore, che è l'unica regolazione che ha la moto, perché non ha nemmeno la regolazione qua delle forcelle. Dopo l'eroica valuterò cosa fare, se comprare un buon ammortizzatore regolabile posteriore con una molla cappata o se no, e se comprare materiale per fare la revisione completa delle forcelle, quindi olio, molle, pompanti, sticazzanti, quello che c'è. Queste sono probabilmente le uniche due modifiche che farà la moto effettivamente. Per il resto la terrò completamente così, originale, al 100%. Intanto si è fatta una certa, come si dice, perché sono le 9 meno qualche minuto e io devo tornare alla base perché la mia giornata non è finita. Va bene ragazzi, va bene, direi che possiamo concludere qua il video, perché ho più o meno esaurito quello che volevo raccontarvi di questa moto oggi. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, come al solito mettete un bel like e commentatelo. Se non vi è piaciuto non mettete il like, ma commentatelo lo stesso e raccontatemi che cosa non vi è piaciuto del video, così che io possa migliorare. E come sempre, intanto mettiamo anche il fanale abbagliante, sto abbagliando una parola grossa, e come sempre ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!